Preoccupazione da parte di Fratelli d'Italia per il trasporto pubblico locale riguardante la continuità del servizio, a un soffio dalla scadenza dell'ultima proroga concessa, mentre non si conoscono ancora, afferma Fratelli d'Italia, le decisioni in merito da parte del sindaco di Chioggia. I gruppi politici hanno chiesto chiarimenti, ma nessuna risposta. Presumibilmente da Chioggia Azzurra, in quanto la notizia è stata diffusa da noi, affermano di aver appreso che sarà Arriva Veneto in forma provvisoria a farsi carico della continuità del servizio, ma non sembrano esserci conferme o smentite in via ufficiale. Fratelli d'Italia ha quindi depositato 2 interpellanze e una richiesta di accesso agli atti, ma fino ad ora non ha ottenuto elementi per capire quali valutazioni siano state fatte e quali decisioni siano state prese. In merito alla valutazione del servizio fornito da CTV azienda partecipata, il Comune di Chioggia ha incaricato 2 agenzie esterne. L'esito di queste valutazioni differisce da quanto sostenuto la stessa CTV. Secondo Fratelli d'Italia, di tutto ciò il Consiglio Comunale dovrebbe essere informato. Una diminuzione di valore di ACTV corrisponde infatti a una diminuzione del valore della partecipazione. Si tratta di una vicenda complessa di cui, continua Fratelli d'Italia, il rappresentante indicato dal Comune di Chioggia all'interno del Consiglio di amministrazione di ACTV in quota Forza Italia dovrebbe riferire in commissione. La questione prioritaria resta la continuità del servizio, ma ci sono vari aspetti, continua Fratelli d'Italia, che meriterebbero un chiarimento, quali l'utilizzo del deposito a Borgo San Giovanni con annessi e connessi, area che, ricordano, si parla di utilizzare come parcheggio da inizio mandato, ma per la quale non è ancora cambiato nulla, eppure si rivelerebbe fondamentale. Nel frattempo tutti stanno attendendo con ansia un cambiamento. ACTV ora è invisa dall'utenza del trasporto locale, non solo lei. Non ho votato questa volta e non voterò mai più, ci ha detto una signora che da un paio d'ore stava attendendo il bus per tornare a casa. 2 corse saltate, si è lamentata, e a nessuno è interessato niente di questa faccenda. Il tono arrabbiato per il sopruso e stanco per l'attesa del bus. Le altre donne che stavano aspettando l'autobus sono andate a piedi, ci ha detto, ma io abito troppo distante, con le mie gambe non ce la faccio. Ci ha lasciato vedendo il figlio che l'ha raggiunta in auto per riportarla finalmente a casa. Sono mesi che Chioggia Azzurra denuncia le lunghe attese degli anziani alle fermate, non tutte dotate di panchine, un disagio che si spera a breve termini, con ACTV o senza, con Arriva Veneto o con chiunque altro. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.